Allora, buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di un'iniziativa non mi ricordo mai, che riguarda le cure palliative. Oggi parliamo di salute, riguarda le cure palliative ed è un'iniziativa dell'Associazione Amici Hospice Pineta. Nella prima parte racconteremo quello che è successo al Pneumo Trieste 2025. Sapete che è un meeting che si tiene a Trieste ogni anno, riguarda appunto la pneumologia e i nostri ospiti saranno il dottor Francesco Salton, che è dirigente medico della struttura complessa di pneumologia, e poi stiamo aspettando, è in arrivo, il professor Confalonieri, che è il direttore. Per me il primario, io rimango ancorato ai vecchi nomi, insomma. Intanto grazie dottor Salton per essere venuto nei nostri studi. Cominciamo intanto a dare un'idea, penso che Confalonieri stia arrivando, ma comunque cominciamo intanto a dare giusto un'idea come posso dire, quanta gente ha partecipato a questi 3 giorni, no? Sono stati 3 giorni, sì. Intanto buonasera, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Sono stati 3 giorni, dal lunedì al mercoledì, di Pneumo Trieste 2025. Pneumo Trieste è il nostro congresso di casa, è un congresso che però ormai negli oltre 20 anni in cui è stato organizzato si è guadagnato la fama a livello nazionale di essere uno dei punti fermi per l'aggiornamento e il confronto della comunità pneumologica italiana. Abbiamo avuto circa 600 persone tra iscritti, relatori, sponsor e persone che a vario titolo hanno partecipato a questi 3 giorni, che sono andati a nostro avviso molto bene. Sono stati giorni intensi, sicuramente dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista dello scambio con le persone che hanno partecipato. C'era un argomento? Beh, Pneumo Trieste è un congresso che cerca di accogliere un po' tutte le sfaccettature della disciplina pneumologica, ma aveva un po' un focus, una direzione quest'anno, che era quella del confronto tra medicina, come siamo abituati ad intenderla in termini di cura al malato, e scienza o ricerca, che sono due cose che è sempre più chiaro debbano andare a braccetto e correre in parallelo. Ecco, quindi Pneumo Trieste ha voluto portare la scienza al letto del paziente, quindi verso la medicina in un certo senso, e questo l'ha fatto anche con la partecipazione di ospiti di una certa caratura. Allora intanto ci ha raggiunto anche il professor Confalonieri, buonasera. Buonasera, ma non servo, come vede, è bravissimo. Bentornato anche a lei. Allora volevo chiedere questo, io da un po' di anni a questa parte con gli ospiti mi piace, come dire, storicizzare le cose, perché credo che specialmente con appuntamenti come questo, che è giunto alla 20ª edizione, è forse giusto anche ricordare com'era la situazione, in questo caso della pneumologia, anni fa, cioè quando Pneumo Trieste è incominciato. Non so se lei già era... Io sono qua dal 2000, esattamente 25 settembre 2000, e sono arrivato all'allora, adesso ex sanatorio e sede prestigiosa della Sissa. C'era il Santorio era il terzultimo sanatorio italiano, che erano ospedali che erano stati costruiti per la cura della tubercolosi quando non c'erano ancora dei farmaci per la tubercolosi, per cui l'aria buona, poter mangiare bene, stare, diciamo, anche in una condizione anche di isolamento nei confronti del resto della cittadinanza, per i problemi appunto che non c'erano le cure. E quindi quella era la situazione un po'. Quella era la situazione, un po' in ritardo su altre parti d'Italia. Era rimasto solamente il Forlanini di Roma, il Morelli di Sondalo e terzultimo eravamo noi a Trieste, poi dopo è diventata sede di un'università come la Sissa. Io ricordo quando si decise di trasformarlo perché vi avevano alloggiato gli alpini per la Dunata del 2004 e eravamo proprio noi a fare un sopralluogo, sa, di quelli che ti portano a vedere com'è lo stato dell'arte, eccetera. Non mi ricordo chi visse e dice: ma qua si potrebbe fare qualche cosa di interessante, eccetera, e venne
fu lì che venne alla luce questa idea. Laddove invece adesso faccio una domanda che può sembrare un po' sciocca subito, però adesso la situazione per quanto riguarda la pneumologia a Trieste, io ho visto qua alcuni numeri che mi sono stati forniti, e nel resto d'Italia com'è? Ma le malattie respiratorie hanno avuto un grosso punto di attenzione con la pandemia, quindi sì, diciamo un po' in tutta Italia si è preso coscienza che questa cosa silenziosa che noi abbiamo fortunatamente senza neanche accorgersi, molto leggera, che è il respiro, quando diventa malato è un qualcosa che va curato perché può essere pericolosamente dannoso per la nostra salute. E quindi diciamo che è una situazione per cui, a fronte della vecchia tubercolosi, c'è ancora, per carità, ricordiamo tutti la piccola epidemia dei bambini di qualche anno fa, però diciamo le patologie che dobbiamo affrontare vanno appunto dalle polmoniti e le forme più acute appunto che si trattano in ospedale con la semi-intensiva respiratoria, e poi una serie di altre patologie molto variegate, chiamiamolo così, perché ce ne sono alcune che sono di larga diffusione, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva o BPCO o enfisema polmonare, oppure l'asma bronchiale. Altre sono tante piccole patologie come la fibrosi polmonare, come altre forme più rare che però se intaccano il funzionamento del polmone, ahimè, necessitano di attenzione e cura, e a volte anche di cure importanti come l'ossigenoterapia, la ventiloterapia. C'è anche questo, no? Un paio di settimane fa io ho visto una mia amica di una certa età che, chiedo scusa se mi starà ascoltando, ma insomma, vabbè, non facciamo nomi. Vabbè, come stai, come non stai? Dice, ma ho appena avuto una polmonite. Cioè la mia domanda è questa. Una volta c'erano appunto delle patologie, delle malattie che solo a pronunciarle stava male anche chi le sentiva pronunciare, no? Indipendentemente dal fatto che fosse o meno ipocondriaco. Logicamente adesso la scienza ha fatto passi da gigante, però io ho sempre quell'idea che si arrivi un po' a non prestare molta attenzione, non so se è chiara la mia domanda, no? Cioè dire, vabbè, questa è venuta fuori da questo problema, va bene, vuol dire che il problema non si pone più. Ma in realtà la domanda non è banale, anzi è molto interessante, perché abbiamo sicuramente imparato a curare meglio molte malattie. La polmonite non è una malattia che abbiamo imparato a curare meglio di recente, sicuramente il fatto che, come ad esempio a Trieste, esista una pneumologia che è in grado di erogare dei servizi, delle cure più intensive, penso alla ventilazione meccanica, fa sì che si possa in un certo senso temere anche meno la polmonite, però non per questo, prendo proprio questo esempio che mi è particolarmente caro, non per questo è meno importante, meno preoccupante. Abbiamo appena chiuso uno studio in cui abbiamo coinvolto 5 centri italiani e spagnoli, abbiamo raccolto una certa casistica e abbiamo fatto dei ragionamenti in termini epidemiologici, insomma descrittivi, e è venuto fuori, è emerso che una piccola percentuale di polmoniti hanno un decorso anche ancora molto, molto rapido e grave, e quindi rimane una patologia da attenzionare che va presa e curata per tempo. Se posso ricordare, parlando appunto di patologie strane, con una signora molto coraggiosa che era anche poi si è fatta anche promotrice di un'associazione che tutelava i malati di questa malattia rara, che è venuta purtroppo a mancare
pochi giorni or sono. Lei era di origine friulana, è deceduta in un ospedale di Trieste in rianimazione. La sua malattia si chiamava linfangioleiomyomatosi polmonare. È chiaro che l'ammalato stesso non sa dire di che cosa è ammalato. Ecco, poi l'acronimo, la semplificazione è LAM, è una malattia complessa che colpisce praticamente quasi unicamente le donne, e questa signora ha lottato per buona parte della sua vita per far conoscere questa malattia, che adesso ha delle cure, per cercare anche di attirare l'attenzione del mondo medico, perché spesso si arriva alla diagnosi in modo tardivo. Ecco, quindi insomma siamo nel secolo della complessità. La nostra facilità a mettere tutto sul semplice poi ci fa dimenticare tante realtà della salute che evidentemente uno capisce solamente quando viene toccato direttamente. Io ho letto qua nella scheda che mi è stata mandata, dice: nel 2024 pneumologia di Asugi ha registrato un aumento dell'attività clinica con 46.458 prestazioni ambulatoriali ed esterne. Sì. È un numero, io non so fare le divisioni, non è il mio forte, però insomma, se volessimo, sono più di 100 al giorno. Sì, è un numero di prestazioni notevole. Per fortuna adesso c'è anche la pneumologia territoriale che ci sta dando una mano, diretta dal dottor Roberto Trevisan, che ha la propria sede centrale all'ospedale di Monfalcone, ma ugualmente è segnale di una maggiore attenzione per questo tipo di patologie. Effettivamente ci sono e vanno a affrontare. Certamente c'è il problema delle visite specialistiche inappropriate, che è un problema molto attuale, ma non è solo quello, ecco, è proprio la popolazione anziana, la condizione anche della realtà triestina che porta ad avere questo tipo di problematica. Per quanto, se non ricordo male, poi dopo correggetemi, perché per l'amor di Dio, proprio su queste cose non vorrei sbagliare, però Trieste è sempre, per ragioni anche storiche se vogliamo, una zona in cui le malattie polmonari sono abbastanza presenti, però mi pare di capire anche che è una zona dove anche, insomma, l'aria è abbastanza buona, insomma, no? Le due cose non, cioè magari uno direbbe... Diciamo che in Carnia è migliore. In Carnia è migliore, ecco. Però insomma Trieste è un po' in un catino, in una conca, e ovviamente è una zona particolarmente abitata e motorizzata, riscaldamento, ci sono tante condizioni che rendono, diciamo, l'aria, seppure sotto controllo e l'ottimo lavoro dell'ARPA, in condizioni non uguali a quelle che possiamo trovare in un'altra zona, a Raveo, vicino a Tolmezzo, giusto per dire un altro posto. Ecco. E poi c'è anche la storia stessa della città, no? Nel senso, i cantieri ancora rimangono problemi che riguardano l'amianto e tutte queste cose. Sì, senz'altro questo sposta l'attenzione su una nicchia di problemi pneumologici. Ecco, per molti altri, per la maggior parte, l'incidenza che abbiamo di malattie pneumologiche sul territorio è sovrapponibile a quello del resto d'Italia. Per patologie legate per esempio all'amianto, come citava lei, senz'altro a Trieste c'è un problema che è abbastanza rilevante ancora. Allora, io ho visto poi che fa sempre impressione, ma io ogni volta che sento nominare la clinica Maio, si vede che la mia frequentazione di parecchi film hollywoodiani mi porta a stare un po', a mettermi quasi sull'attenti, insomma, però voglio dire, quanto è importante che a questo tipo di iniziative partecipino anche medici, scienziati provenienti da altre realtà. È molto importante, è uno stimolo veramente grande anche a noi per fare meglio. Chiaramente i mezzi che ci sono alla Mayo Clinic non sono quelli di Cattinara, ma ci stimola
a migliorare. Questo viene anche a vantaggio della cittadinanza. Teniamo presente che ci sono state alcuni importanti contributi, per esempio per quanto riguarda il settore dei disturbi respiratori nel sonno, che è un settore, pensiamo alle apnee e tutto quello che comporta con le problematiche attuali del rilascio delle patenti e via dicendo, è venuto fin dall'Australia quello che è il maggiore esperto mondiale, che ha diciamo, inventato un modo personalizzato di affrontare la problematica delle apnee, piuttosto che il professor Reisner che viene da Houston, che è colui che ha contribuito a inventare il trapianto del midollo osseo e adesso sta cercando di attuare il trapianto di cellule staminali polmonari per risolvere alcune patologie croniche polmonari che altrimenti non hanno una cura efficace. E le esperienze in altri posti poi come vengono eventualmente come dire, fatte proprie per esempio a Trieste piuttosto che da altre parti? Che tipo di, come posso dire, che tipo di legame si crea? Ma sai, il confronto è molto importante. Pneumo Trieste è sempre un'occasione anche per noi per cercare di invitare e di avere degli scambi di informazioni con persone che si occupano di ambiti anche vicini a quello di cui ci occupiamo sul territorio. Sa benissimo che Trieste è una città peculiare per la concentrazione di enti di ricerca che si trovano, penso a Elettra, penso a CGEB, è sede del primo corso di laurea in intelligenza artificiale applicata. Sono tutti ambiti con cui la pneumologia ha cercato di collaborare in questi anni, sta collaborando a diversi livelli per progetti di ricerca, per cui lo scambio di informazioni con persone che nel resto del mondo si occupano di argomenti simili è in un certo senso facilitato. Sì, abbiamo sicuramente c'è una ricaduta clinica, c'è una ricaduta nel pensare e nell'attuare nuove cure e nuovi metodi diagnostici, e poi c'è anche uno stimolo per la ricerca con cui manteniamo un rapporto internazionale, però lo dico da non triestino, io mi ritengo fortunato di aver avuto l'opportunità di venire a lavorare a Trieste proprio perché sono appassionato di ricerca e ho avuto modo di avere queste collaborazioni molto importanti, che poi sono anche molto fertili per la scuola di specializzazione, quindi educhiamo anche i giovani a pensare alla loro professione a partire dalla ricerca in un modo nuovo. Più a livello di un discorso che riguarda magari più diciamo, il funzionamento, io dico il funzionamento dell'ospedale, non è precisa come terminologia, me ne rendo conto, però è ben vero, no, che ormai da un lato c'è la possibilità di intervenire sempre di più sartorialmente, come si usa dire, dall'altro però sempre di più le cure, per ragioni facilmente intuibili, per esempio anche l'età avanzata di alcuni pazienti, che comporta anche la presenza di più patologie nello stesso tempo, e tutte le volte che io intervisto qualcuno che parla di queste tematiche, pneumologia viene sempre citata, cioè adesso non è che si può fare una classifica di quanto una struttura è più presente nelle cure complesse, però per forza di cose questo accade. Ma diciamo i progressi ci sono stati veramente. Io, per non andare lontano, sabato scorso mi sono sentito con il figlio di una signora che aveva una malattia, un tempo si diceva meglio non... Le medicine possono essere peggio che lasciare le cose andare, cioè un tumore polmonare con metastasi cerebrali e polmonari diffuse, che onestamente ha preoccupato molto i familiari e ovviamente anche la persona stessa, e con nuovi farmaci che agiscono su base molecolare, questo figlio mi telefonava entusiasta. Ovviamente non è ancora valido per tutti i tipi di tumore, ma posso assicurare che prima era assolutamente impensabile, sono sparite le metastasi. E quindi non intervento chirurgico e quindi di conseguenza abbiamo tolto il tumore. In questo caso è una malattia avanzata che con delle cure nuove su base molecolare
un caso specifico per carità, però fa vedere come i progressi ci sono stati, l'avanzamento nelle cure non è un qualcosa di generico, è un qualcosa che si racconta si può toccare con mano, e di giorno in giorno ci sono degli avanzamenti che è giusto anche far sapere e apprezzare. Volevo chiedere al dottor Salton, adesso non vorrei fare un'altra gaffe, ma approfitto della sua giovane età per chiedere questo, nel senso, quando c'è una diagnosi che non è buona, no? Il medico deve diventare anche psicologo, immagino che... com'è il momento quando si comunica una diagnosi? Io ho visto, vabbè, le esperienze che si possono, non c'entrano niente, quelle che si vedono, che si leggono sui romanzi, che si vedono alla televisione, eccetera, non fanno sicuramente precedente, però come ci si abitua? Vado un po' sul personale, le chiedo scusa magari, però credo che sia un momento particolarmente difficile, figuriamoci per il paziente, però anche per il medico, non credo che sia una passeggiata a comunicare certe cose. Sì, senz'altro, le diceva che il medico deve diventare un po' psicologo, ed è senz'altro vero. Non è sempre facile, ecco, mantenere il giusto rapporto, il giusto bilanciamento tra empatia e anche però analisi critica, ecco, ed esterna del problema. Senz'altro l'esperienza poi si acquisisce, gioca un ruolo fondamentale, anche la preparazione, le università negli anni un pochino si stanno orientando anche su questo, ad affrontare questo tipo di problemi, di tematiche. Io mi ricordo quando, vabbè, adesso non per fare una storia strappalac, ma insomma, quando mi hanno detto quello che avevo, il mio medico curante mi disse: adesso questa la affrontiamo insieme. Bello. E mi è parsa una cosa in quel momento, dove certamente non è che capissi molto, però mi è parsa una cosa molto positiva da sentirmelo dire. Possiamo fare anche il nome di questo bravo medico? La dottoressa Giugovac, che mi ha detto: non si preoccupi, la affrontiamo. Poi ho fatto una fuga in avanti delle mie, eccetera, però voglio dire, quello è stato un momento particolarmente... Mi sembra un approccio eccellente. Particolarmente importante, ecco, insomma. Perché, questo magari lo chiedo anche ad entrambi, perché è così difficile per tutti, per dire la verità, cioè, tutti conosciamo che ci sono dei comportamenti che dobbiamo prendere per evitare di favorire l'avvento delle malattie, stili di vita particolari, eccetera. Lo diciamo ogni volta, però perché è così difficile? Io me ne rendo conto, devo dire la verità, e chiedo scusa se forse banalizzo, a ogni cambio di stagione mi rendo conto che devo fare qualcosa per stare, però al di là di questo, perché è così difficile? Sappiamo tutti che non si deve fumare, non si deve bere, si deve mangiare in un certo modo, stando attenti, eccetera. Perché non... Ma io ho più di un'idea. Sicuramente uno degli aspetti che complica la vita di tutti noi, che abbiamo delle possibilità e una quantità anche di mezzi tecnologici mai visti prima per fare delle cose fantastiche, come metterci in comunicazione quando vogliamo, con le persone che vogliamo, però abbiamo io stesso sono arrivato qui trapelato all'ultimo momento, abbiamo tutta questa frenesia e la vita di molti, a volte anche al di fuori del periodo lavorativo, anche dopo il periodo lavorativo, ovviamente ciascuno sa di sé, ma lo si vede anche in giro, è diventata veramente molto frenetica e quindi la salute sì, ci penserò in un altro momento, oppure quando, ahimè, la tegola cade sulla testa, allora poi diventa più complicato. Ma questo atteggiamento si riscontra anche nelle nuove generazioni, oppure... Io direi di sì, ma insomma senza improvvisarmi psicologo che non sono, ma il problema della salute è che finché c'è non è un obiettivo che una persona si pone, no? Molto semplicemente, per cui, come diceva il professor Confalonieri, diventa qualcosa
a cui penserò in un secondo momento quando ci dovrò pensare. Questo poi non tiene conto di altre dinamiche, lei citava il fumo di sigaretta, ecco, quello è diverso, entra in gioco poi anche la componente di dipendenza e non solo Sì. di volontà e di stile di vita. Ma quanto ha fatto male, qui adesso entro in un territorio che è in parte mio, quanto ha fatto male l'immagine cinematografica dell'eroe, se si vedono i film degli anni 40-50, insomma il fumo è presente quasi in ogni scena, anche se si vedono, adesso è possibile rifarlo, certi programmi televisivi, dibattiti, eccetera, si vede chiaramente che nella scenografia degli studi i portaceneri erano, ogni poltroncina aveva un portacenere davanti. Ha fatto male quello oppure è una cosa che francamente... Ha fatto male sicuramente, ma diciamo anche la tutta, non si sapeva a quell'epoca degli effetti del fumo. Certamente il fumo contiene una quantità enorme di sostanze per cui il nostro polmone non è fatto. Il nostro polmone è fatto per respirare aria dove sono contenute una certa quantità di ossigeno, di azoto, ma non certamente per fumare o per inalare tutta una serie di altre sostanze tossiche che sono presenti in questa abitudine. Quindi col senno di poi sappiamo sempre più cose, ma dobbiamo anche renderci conto che la consapevolezza degli effetti del fumo sulla salute, in particolare sui tumori, è stata poi dopo particolarmente messa a fuoco negli anni 70. Ho capito. Sì, quindi... È allora che poi sono state anche le prime battaglie giuridiche anche per risarcimento da parte di familiari, di persone che erano decedute per tumore al polmone, per esempio, perché le aziende farmaceutiche, le aziende che producevano tabacco non avevano avvisato quello che già era emerso alla fine degli anni 60 con gli studi epidemiologici che avevano dimostrato la relazione tra fumo e tumore al polmone. Quindi ciascuna epoca, anche allo stesso amianto, è chiaro che adesso è criminale se uno volesse utilizzarlo come si utilizzava un tempo, e infatti è stato bandito. Agli inizi, proprio agli inizi, poi chiaro, già si sapevano e alcune diciamo, entità industriali e produttive facevano finta di niente o non volevano prendere atto, ma poi si arriva a un punto in cui l'evidenza è così lampante che cambia completamente il paradigma, il modo di vedere le cose. Abbiamo tempo ancora per due domande. La prima, a me non è che piaccia tornare a parlare di pandemia, perché delle volte mi ricordo cos'erano quegli anni, che poi non sono nemmeno tanti anni fa, però proprio dal punto di vista diciamo del prendersi cura della nostra salute, che cosa rimane di quel periodo, secondo quello che magari può essere anche la vostra osservazione quasi giornaliera? È cambiato qualche cosa nell'approccio, oppure finita la grande paura non è rimasto molto? È una buona domanda, la risposta non è semplice. Io credo che molto fortunatamente sia tornato alla normalità. Credo anche che se siamo usciti dalla pandemia sia stato merito non soltanto delle misure che sono state messe in atto durante la pandemia stessa, criticabili, non criticabili, alcune ottime, alcune meno, ma anche di quello che è venuto prima e che magari non è passato così tanto sotto i riflettori. Ecco, penso alle vaccinazioni. Le vaccinazioni non sono nate in 2 giorni durante la pandemia, ma vengono da un background di ricerca, insomma, che è nato senz'altro molto prima. E, quindi, insomma, alla popolazione io credo che fortunatamente la pandemia sicuramente non fa più paura, la pandemia è finita, e dal punto di vista della prevenzione di quel tipo di virus respiratori ci portiamo dietro poco, fortunatamente, alcune attenzioni in più che non sono una cattiva abitudine nei periodi soprattutto
dei maggiori picchi stagionali delle virosi respiratorie e poco più. Io credo sia giusto così. Laddove invece l'ultima domanda per il professor Confalonieri, anche alla luce di quanto potrebbe essere emerso in Pneumotrieste, la ricerca nel vostro campo dove va? La ricerca nel nostro campo va nella medicina micro, che cerca di regolare più finemente il funzionamento del nostro corpo, che non è una macchina, è molto molto più fine e meravigliosa, se posso dire, di qualsiasi macchina costruita dall'uomo. Se pensiamo che una delle caratteristiche principali della materia vivente è quella che si sa riparare da sola. E questo non c'è nessuna macchina che al limite ti può dire qui c'è un problema, ma non si rifà tutto come può succedere anche dopo una ferita. Noi lo vediamo nella pelle, perché la vediamo, ma anche gli organi interni, ovviamente, con tutta una serie di ma e di se a secondo dei casi. Rispetto alla pandemia noi avevamo già l'idea di come curare le polmoniti gravi con determinati dosaggi di cortisone che non vanno bene per tutti, perché il cortisone in chi ha una forma troppo lieve di infezione al Covid fa peggio che meglio. In chi ha una forma grave tipo RDS o polmonite bilaterale invece riduce fortemente la mortalità, come hanno dimostrato anche i britannici col loro studio. Certamente la semplificazione è un messaggio che va contro la natura della fisiologia, che invece è una fine regolazione, e la medicina personalizzata e di fine regolazione sarà quella che avremo sempre di più nel futuro. Grazie al professor Marco Confalonieri, grazie al dottor Francesco Saltona, buon lavoro ad entrambi. Adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in tema di salute. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come detto, rimaniamo a parlare di, comunque, insomma, sì, di salute, eccetera. Siamo in compagnia della dottoressa Roberta Vecchi, che è componente il direttivo della Federazione Cure Palliative, bentornata. Grazie. E siamo in compagnia anche dell'avvocato Daniele Infantino, che anche lei è già stata nostra ospite, per cui bentornate. Grazie. Ad entrambe. Noi parliamo adesso, anticipiamo i temi, ma non solo, di un incontro che si terrà sabato dopodomani all'auditorium dell'ITIS dalle 9 alle 13:30 e il titolo dell'incontro è "Si può dire cure palliative? Convegno per un percorso di conoscenza nella realtà delle cure palliative dell'adulto e del minore". Se c'è, dottoressa Vecchi, un convegno con questo titolo e con questo sottotitolo, vuol dire che il percorso di conoscenza della realtà delle cure palliative è appena agli inizi nel nostro Paese. No, in teoria non è agli inizi, nel senso che le cure palliative hanno un percorso che lo possiamo datare ancora negli anni 90. Okay. E quindi è stato un movimento culturale, un movimento clinico, un movimento che ha prodotto e ha dato attenzione ai malati con patologie croniche degenerative, e che ha avuto tutta una serie di cambiamenti in questo tempo e ha avuto anche molti supporti normativi. Infatti il movimento delle cure palliative possiamo dire che ha un punto d'arrivo importante nella legge 3810, che ne dettaglia tutti i contenuti. Tuttavia, pur essendo un paese che è normato in maniera dettagliata nel tipo di assistenza e quant'altro, sta vivendo un periodo di stasi, diciamo,
Una stasi determinata da problematiche economiche di tipo economico, quindi l'ondata d'urto si sente anche in questo ambito, ma anche di diritto a poter ricevere questo tipo di assistenza, per cui tutta una serie di problematiche ha fatto sì che, problematiche che sono sentite a livello nazionale con intensità differente a secondo delle regioni comunque, ha fatto sì che si sentisse l'esigenza di riflettere su questi temi, quindi sul diritto alla cura e il diritto all'assistenza, nonché anche al diritto delle scelte del paziente. E quindi fortunatamente ho avuto la fortuna di avere la partecipazione di personaggi, di esperti qualificati e la fortuna anche di avere una buona partecipazione, per cui questo mi fa capire che il tema è di interesse e ha bisogno di essere trattato. Generalmente negli eventi che organizzo io, questi sono eventi accreditati, quindi partecipano sanitari, ma non solo, molti volontari, ma anche i cittadini, quindi è un evento aperto ai cittadini e in effetti anche in questo caso, guardando le preiscrizioni, credo che tantissime persone provate probabilmente da una condizione di malattia hanno il piacere di partecipare e sentire la trattazione di questi temi. Quanto pesa, avvocato, nell'affrontare questi argomenti, forse anche una certa, voglio dire, una certa educazione che noi abbiamo, ma per esempio anche il carattere degli italiani, che io faccio sempre l'esempio degli inglesi, dove affrontare determinati argomenti non è considerato un tabù o altro, cioè ne parlano con una certa facilità. Io ricorderò sempre quando l'allora regina madre d'Inghilterra fece le prove per il suo funerale cacciandosi dentro la bara, cosa che secondo me per noi è completamente fuori. C'è un retaggio, non so se è un retaggio dell'educazione cattolica, insomma, non lo so, in questo senso, che ancora sotto certi aspetti c'è ancora? Senz'altro un retaggio culturale c'è sicuramente, con la nostra religione cattolica, in qualche maniera anche la presenza dello Stato del Vaticano all'interno del nostro stivale ha sicuramente come dire, dirottato delle scelte di un certo tipo, quindi anche il legislatore spesso è stato restio a promuovere delle normative in questo senso. Ecco, quindi già la legge sulle cure palliative del 2010 è una legge importante, perché è una legge che apre le porte a questa possibilità di accesso a questo tipo di cure, che poi nella stragrande maggioranza dei casi hanno un'applicazione, come giustamente diceva anche la dottoressa, anche a macchia di leopardo, cioè non è una legge nota a tutti e soprattutto non è implementata come dovrebbe essere. Un importante passo avanti è stato fatto nel nostro ordinamento adesso di recente con la legge che fa parte un po' di tutto questo percorso che questo evento di sabato in realtà si innesta all'interno di questo mese di marzo, che è il mese dedicato alle cure palliative, no? Quindi questo di sabato è uno degli eventi, ma ce ne sono stati tanti e ce ne saranno anche altri, no? Questa legge, le dicevo, del 2017, la numero 219, che ha normato il consenso informato, quindi ha decisamente modificato quello che è il rapporto tra il medico e il paziente nella comunicazione, ecco, nella esplicazione di quelle che sono anche le problematiche legate alla salute, no? Cioè questa legge ha aiutato, o dovrebbe anche, direi, aiutare i cittadini a capire quali sono i propri diritti relativamente alla salute. Noi abbiamo un articolo che è quello del 32 della Costituzione, la Costituzione per i giuristi è la stella polare, no? Quindi l'articolo 32 dà un diritto a essere curati, a ricevere le cure, ma anche un diritto a non essere curati contro la propria volontà. Ecco, quindi questo sicuramente. Il concetto, dottoressa, di cure palliative, una volta per tutte, qual è esattamente? Perché anche lì c'è forse anche un po', non voglio dire di confusione, però magari qualcuno potrebbe associare le cure palliative anche magari persino all'eutanasia, se vogliamo.
Allora, questo è stato ampiamente discusso. Facendo il passo indietro, veramente si diceva le cure palliative siamo sempre 30 anni fa, le cure palliative sono quelle degli ultimi giorni di vita, oppure possiamo definire le cure palliative soltanto una volta che è avvenuto il decesso. Quindi se ne è parlato tantissimo, l'intervallo temporale slittava, non era chiaro ed era in effetti difficile definirlo. Attualmente definiamo le cure palliative come quelle cure di supporto laddove ci sono delle patologie croniche degenerative. Possono beneficiare malati delle cure palliative anche quei soggetti che hanno delle patologie genetiche, per cui si sa a livello di diagnosi quale sarà il loro percorso e quindi obiettivamente ricevere questo tipo di assistenza che si occupa sia dei bisogni fisici che dei bisogni spirituali, che dei bisogni psicologici, che dei bisogni relazionali è una offerta di assistenza a tutto tondo che risponde a quello che è definito ormai il dolore globale che l'ammalato sperimenta. Quindi possono esserci degli ammalati che beneficiano delle cure palliative per un intervallo di tempo strettissimo perché c'è stata una mancanza di comunicazione, perché la malattia ha degenerato, perché non era consapevole, o chi lo può beneficiare per un tempo più ampio, si può parlare anche di 2-3 anni, se non addirittura nei minori che usufruiscono delle cure palliative con specifiche patologie già dal momento della diagnosi genetica quando il bambino è ancora in pancia. Quindi si saprà che nascerà con un tipo di patologia, questa patologia lo accompagnerà per 10, 15, 20 anni e in tutto questo tempo potrà beneficiare delle cure palliative. Io dico beneficiare perché sicuramente è una risorsa in più nell'assistenza per definire la qualità di vita migliore per quel malato. Palliative in questo senso come dobbiamo intendere l'aggettivo? Allora, sempre 20-30 anni fa si è discusso molto teniamo o non teniamo questo termine perché obiettivamente ti dava l'idea di una cosa messa là a tampone. Sì, anche perché di, diceva no? questo è un palliativo, esatto. in genere sì. Serve poco, facciamo qualcosa, eccetera. Dopo ampia discussione, rifacendosi anche alla storia di San Martino e le cure palliative hanno adottato l'immagine del San Martino con il pallium che tagliandoselo nella via di ritorno delle crociate e andava a proteggere, quindi a accogliere e proteggere. Quindi dopo questa ampia discussione si è deciso di mantenere il termine palliativo che piano piano assumeva la connotazione diversa. Piano piano si avvaleva di tutto un substrato scientifico, di approfondimento, di studio, di ricerca e quindi in effetti ormai le cure palliative sono diventate disciplina a livello universitario, nonché scuola di specializzazione e quant'altro. Prima parlavamo, scusa, proprio anche di come la legislazione italiana tenga conto degli argomenti di cui dicevamo. C'è anche, penso che ve ne occuperete dopodomani, della commissione francese per la cura del fine vita. Lì come si muovono? Allora, perché quello è... inizio io, poi prosegue la dottoressa perché si è fatta lei, diciamo, okay. Noi abbiamo avuto un incontro l'anno scorso, mi pare era in giugno, è stato fatto un evento al Ferdinandeo in ricordo di una signora che era drammaticamente, diciamo, deceduta e lì è venuta questa professoressa Marsico da Parigi che era proprio la referente di questa commissione francese. È una commissione che è nata in maniera che per gli italiani è una cosa improbabile, ecco, così hanno raccolto, ecco, delle persone, proprio dei cittadini e li hanno messi a parte di questa esigenza, ecco, di creare un insieme di forze, di cittadini che si facessero carico di trovare delle soluzioni o delle argomentazioni per supportare questi percorsi di cura. Perché come diceva lei prima, e se posso tornare un attimo alla questione dell'errore in cui si incorre pensando alle cure palliative con la questione dell'eutanasia, che è assolutamente un errore totale, no? Tengo a dire che in Italia non esiste e non abbiamo una legge sull'eutanasia
ma per quanto riguarda le cure palliative adesso si sta cercando di farle attivare sempre prima, cioè sempre in situazioni anche diverse, perché sono appunto avvolgenti, sono come il mantello, no? Avvolgono e cercano di alleviare quello che è un percorso doloroso a cui le persone vanno incontro. Quindi si possono attivare le cure palliative ad esempio ai malati di SLA che hanno già un percorso più o meno stabilito, purtroppo è definito, ecco, però in questi casi spesso i sistemi non si parlano, perché il sistema delle cure palliative non si parla spesso con il sistema sanitario vero e proprio. Ci sono i centri, ci sono gli hospice dove uno pensa di andare 24 ore prima di passare dall'altra parte, no? Invece spesso non è così, ecco. La commissione francese con la dottoressa Marsico, che è una persona squisita, e ci ha aperto un mondo e una possibilità, un'opportunità, seppur calata nella realtà francese. Devo sottolineare che comunque nel momento che è partita questa commissione, era il 2022, la realtà francese era molto diversa rispetto alla realtà italiana, la quale era normata. Lì era un campo bianco, tutto da arare. Per cui sempre con l'autorizzazione e l'attenzione anche della presidenza di Macron e di tutto il Ministero della Sanità e i ministeri che hanno loro, hanno messo insieme questo gruppo di 187 cittadini e che hanno cominciato a rispondere a una domanda semplice: cos'è che cambieresti, cos'è per te che non funziona nel fine vita? Questo gruppo di francesi era comunque come posso dire, sostenuto economicamente, per cui tutti i viaggi, gli incontri eccetera eccetera venivano sostenuti e discutevano insieme, si riunivano quasi 3 giorni, una volta al mese, e ci ha portato l'esempio carinissimo che per far partecipare una mamma, per esempio, pagavano anche la bambinaia perché la mamma potesse assentarsi, un'immagine che noi proprio ce la sogniamo e ce la scordiamo. Comunque hanno lavorato ed hanno prodotto una serie di attenzioni e di modifiche di sensibilità che sono state portate al governo francese. Purtroppo all'epoca, eravamo a dicembre, il governo ha avuto un freno e quindi le cose sono rimaste in questo momento bloccate. Ripeto, loro avevano dei professionisti che li potevano aiutare in questa cosa qua e addirittura anche scegliere per una stratificazione nazionale di cittadini in maniera tale di avere tanti che lavorano in un ambito, tanti che lavorano in un altro, tanti di un'età, tanti maschi, tante femmine, cioè avevano proprio una ricchezza, diciamo, che le ha permesso di creare questo gruppo di lavoro che comunque è ancora attivo e che tende ad arrivare a proporre quella che è già definita legge Marsico e che si interesserà appunto della domiciliarizzazione del malato, del sostegno economico del malato, nonché anche delle scelte, del diritto di scegliere nel proprio fine vita. Io delle volte mi domando se noi italiani non è il caso che magari, non so, a rischio di diventare meno simpatici al resto del mondo non adottassimo qualcosa dei francesi, ma questo è un altro discorso, insomma. Se c'è una burocrazia che funziona è quella francese, ma lasciamo perdere, perché appunto poi copiamo, però certo. Vediamo. Sempre. Allora no, siccome la cosa a me era intrigata tantissimo, era piaciuta tantissimo, poi subito dopo ho scoperto che la Marsico era già venuta in Italia a parlare con l'associazione Vidas di Milano, una grossa associazione, per cui ho bussato alla porta di Vidas. Ho trovato un'interlocutrice che ha detto sì, facciamolo, quindi proviamo a fare la Commissione Italiana dei Cittadini per le Cure Palliative. L'abbiamo proposta a Federazione Cure Palliative, che è questo ente nazionale che riunisce 110 associazioni, sempre che si occupano di questi temi, e dopo una serie di incontri, riunioni, discussioni, eccetera, il direttivo in data 7 dicembre, mi sembra, in quel di Spoleto, ha detto ok, facciamola. E quindi io sono molto contenta perché è la prima volta oggi con lei che dico abbiamo la Commissione Italiana delle Cure Palliative, quindi in effetti è un onore. Dice così. Così sì, no, è successo proprio in maniera molto spontanea, però è una commissione che dovrà avere una cassa di risonanza ovviamente e che inizia con questo momento divulgativo con lei e poi con il seminario laddove daremo notizia. Noi abbiamo avuto una grande fantasia, abbiamo messo insieme creatività,
tipo come grande genio, soldi zero, e siamo riusciti comunque a raggruppare 177 persone che afferiscono circa a 89 enti nazionali che lavoreranno da remoto, quindi a costo zero, che avranno dei supporti di quelli che sono definiti membri della governance, quindi grandi esperti che li aiuteranno laddove ci possono essere interrogativi, come faccio, dove vado, eccetera, eccetera. No, perché sennò mi dimentico la domanda. No, perché proprio la dottoressa Vecchi, no, in realtà poi avevo fatto una cornice, quindi la dottoressa Vecchi aveva citato anche un altro, come dire, punto importante quando si parla di queste tematiche, che è quella poi anche della volontà della persona malata. Perché questo poi è anche... Chiaramente la capacità di autodeterminazione, ecco, del soggetto è centrale in questa giornata di incontro di sabato, ed è centrale anche nella legge 38 del 2010 ed è centrale anche nella legge che le accennavo prima del 2017, la 219, dove proprio la libertà di scegliere, la capacità di autodeterminazione del soggetto, che può essere una persona che sta bene, che però prevede in futuro di non star più bene, o di una persona che è già malata, la capacità di poter scegliere. Ecco, questo, la libertà di scegliere è diventato, cioè il progetto di vita di una persona con la sua dignità, che è una dignità che ognuno di noi ha durante il corso della sua vita, ma che è una dignità che io devo avere anche nel momento in cui sto per morire. C'è anche una dignità nel morire, perché dignità che è diversa da persona a persona, cioè non può essere il concetto di dignità non può essere uguale per tutti, no? Quindi sicuramente la volontà del malato è stata messa nettamente in risalto anche in questa legge del 2017. In questo contesto, come, vediamo se non so se la domanda ha senso, ma ritengo di sì. Che ruolo svolgono le famiglie dei malati? Perché posso supporre che magari in alcune famiglie possono come dire, accendersi anche dei conflitti, persino col malato stesso probabilmente. Adesso non so, mi sembrerebbe strano, però non lo escludo, ecco, per dire la verità. Infatti è corretto, proprio in questa legge che le citavo, nell'articolo 1 dove si parla del consenso informato, cioè quindi della necessità di questo dialogo con il medico per decidere, per stabilire, io stesso soggetto posso anche dire io non voglio sapere niente della mia malattia, cioè io la diagnosi non la voglio sapere, tu medico comunicala ai miei familiari, cioè quindi c'è come un rimandare ai familiari, ma il soggetto principale, cioè l'attore principale protagonista è il malato. Può anche accadere che il malato, come dire, appalti la volontà ad un familiare per dire io non lo voglio sapere, parla direttamente con il medico. Possono esserci dei contrasti, chiaramente, cioè il medico dice di fare una cosa, il malato ne vuole fare un'altra, i familiari sono un po' in mezzo a un contrasto che non sanno dirimere, ci si può anche rivolgere al giudice, paradossalmente, per chiedere di dirimere la controversia e stabilire qual è la scelta migliore per quel determinato soggetto, ma bisogna ricostruire quella che è la biografia reale del paziente, cioè quelle che sono le sue volontà, quello che è il suo modo di vivere, il suo modus operandi, ecco, per arrivare a una determinata scelta. Mi rendo conto che poi siamo su un territorio molto stretto, molto stretto. Io, cioè, interfacciandomi con i sanitari, il loro problema maggiore è sicuramente questo, cioè quindi anche ma questo perché ci sono spesso i reparti che sono chiusi, no? Bisogna iniziare ad aprire i reparti alle famiglie. Per esempio all'ospedale di Pordenone, nella terapia intensiva, adesso hanno attivato questa terapia intensiva aperta, che non è poco, perché consentire l'accesso ai familiari quasi 24 ore al giorno non è di poco conto, proprio perché si instaura un rapporto e un legame e un'interazione con il medico, con il paziente, con i familiari, e il percorso si vive in un altro modo. Abbiamo tempo ancora 2 minuti. Volontariato. Beh, è ritenuto la persona diplomata in umanità, il volontario. Quindi, questa non è male. No, praticamente anche il volontario attualmente, sempre per delle norme, deve sottostare ad una formazione ben definita
e deve continuare ad aggiornarsi, deve avere una formazione continua ed è, diciamo, l'anima in un certo qual modo delle cure palliative. Abbiamo diversi tipi di volontariato, quello del fare, quello dell'essere, a secondo se se sta accanto al malato al sostegno oppure se si dedica ad altre pratiche amministrative. Federazione, per esempio, con i suoi 110 enti, gestisce quasi 6.000 volontari, quindi fornisce volontari che appartengono a tante altre associazioni, no? Quindi fornisce i dettami, i principi e le regole per far lavorare al meglio lavorare non è la parola giusta, ma stare accanto ai malati nel modo migliore. Volontari che si devono anche occupare delle famiglie perché in cure palliative quando parliamo di malato parliamo di famiglia. Ormai è un binomio indissolubile. Sì. Allora, siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento di sabato 17 maggio, quindi dopodomani, dalle 9 alle 13:30, ci si deve iscrivere, si può ormai... No, può presentarsi. Si può presentarsi l'ho detto ma lo ripeto, è nell'auditorium dell'ITIS di via Pascoli. Ingresso via Conti. Sì, è L'ho vero. scoperto oggi. È vero anche questo, quindi si scende dalla scala. Sì, quindi io ringrazio la dottoressa Roberta Vecchi e la dottoressa Daniela Infantino. Grazie. Buon lavoro. Grazie e grazie di essere state in nostra compagnia. Noi ci vediamo domani alle 17:55. Venerdì, come sapete, è la giornata che dedichiamo di default a cultura e spettacolo. Grazie, buon proseguimento di serata e arrivederci.